Io sono molto pessimista perché, reputo che fra 8 giorni siano già fuori. Accoglie con sollievo la notizia dell'identificazione e il fermo dei suoi aggressori, il dottor Pierpaolo Urbani, vittima della violenta rapina di fronte alla sua abitazione a Conegliano. Malgrado questo, l'ex primario di psichiatria dell'ospedale di Vittorio Veneto guarda al dopo con amarezza e disillusione, temendo che i due non saranno adeguatamente puniti. Ci ritroviamo lo stesso a piede libero, latitanti, in contumacia. Sono pessimista perché lo Stato di diritto credo che ancora non esista in Italia. Qui in Italia c'è questo buonismo, no? Che a me dà un po' fastidio perché non siamo in uno Stato di diritto. Secondo me le leggi ci sono, ma non vengono applicate. C'è tutto quello che si vuole, però, ripeto, fra il buonismo, fra poverino, tento qua, tento là, io sono sicuro che fra 8 giorni posso rincontrarli per la strada. Ad oggi i due indagati sono l'uno rinchiuso in carcere a Treviso, l'altro denunciato. Urbani lo ha saputo da una telefonata e al di là di quello che ne sarà dei due giovani stranieri indagati, si dice comunque soddisfatto per la rapida soluzione del caso. Pensavo quelli là non li si vedono più, la macchina mi avevano detto che era stata avvistata a Domodossola, da quelle parti là, e quindi addio. E i carabinieri sono stati non bravi, bravissimi. Ecco, perché nel riconoscerli nella fotosegnaletica e nell'agire loro, non avrei scommesso, ripeto, l'unghia di un dito sinistro che sarebbero stati presi in tempi così celeri, così rapidi.